Bentornati in questo nuovo video di proverbi e detti della lingua italiana. Oggi parleremo di un proverbio siciliano che tratta di acqua, seguite il racconto. Immaginate un piccolo torrente, nato da una sorgente limpida tra le montagne. Il suo corso è vivace e pieno di energia, mentre si snoda tra boschi rigogliosi e prati fioriti. Il suo sogno è quello di raggiungere il mare, di unirsi alla vastità dell'oceano e di perdersi nell'infinito. Ma il viaggio del torrente è pieno di ostacoli. Lungo il suo percorso incontra rocce insormontabili, dighe che ne sbarrano il corso e canali che lo deviano dalla sua traiettoria. In più, il sole cocente evapora parte della sua acqua, rendendolo sempre più piccolo e debole. In un momento di sconforto, il torrente decide di dividersi in tanti piccoli rivoli, sperando che almeno uno di questi riesca a raggiungere il mare. Ma questa scelta si rivela controproducente. I rivoli sono ancora più deboli e si perdono facilmente nella terra arida. Proprio quando il torrente sembra aver perso ogni speranza, una voce saggia gli sussurra un antico proverbio. Acqua ca ad una, a tanti vadduni ammari nun ci n'arriva. In quel momento, il torrente capisce il suo errore. La dispersione delle sue energie lo ha condotto alla sconfitta. Con nuova determinazione, il torrente decide di unire di nuovo le sue forze. Raccoglie tutti i suoi rivoli e si avvia verso il mare con un flusso unico e potente. Incontrando ostacoli, li supera con tenacia. Dove l'acqua evapora, trova la forza di scavare più in profondità per trovare nuove sorgenti. Finalmente, dopo un viaggio lungo e difficile, il torrente raggiunge il mare. Le sue acque si mescolano con quelle dell'oceano in un abbraccio infinito. Il torrente ha realizzato il suo sogno grazie alla perseveranza, all'unione delle sue forze e alla saggezza del proverbio. Ok, analizziamo il suo significato. Facciamo un esempio. Dovete scendere in garage per prendere una bottiglia di olio dal vostro recipiente. Scendete con la bottiglia in mano. Aprite il garage e vi accorgete che ci sono dei pacchi che non sono conservati bene. Li aprite e vedete che sono cose varie. Volete mettere un po' di ordine in questi scatoloni? Aprite il primo scatolone e vi accorgete che c'è un elettrodomestico che necessitava di una piccola riparazione. Lasciate stare i pacchi e cercate di riparare l'elettrodomestico, ma vi accorgete che vi manca un giravite che è rimasto sopra in un cassetto. Salite a prenderlo, ma intanto che siete tornati in casa, vi accorgete che la lavatrice ha smesso il ciclo e ci sono i panni da stendere. Vi volete rendere utili e li stendete voi. La giornata è bella e iniziate a stendere i panni. Tornate giù in garage, ma vi siete dimenticati il cacciavite. Scatta un'imprecazione, ma vi trattenete. Rimettete il tutto nuovamente dentro i pacchi e prendete il benedetto elettrodomestico e lo rimettete nel suo scatolo per non far slittare gli impegni. E non ho voluto allungarmi, perché succede di peggio. Credetemi. Per farla breve, il proverbio vuole dire a fare troppe cose col finire non se ne porta a termine nessuna. Ops, mi sono dimenticato di prendere l'olio. Il video finisce qui. Spero ti sia piaciuto. Lascia un mi piace e iscriviti al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!